Somebody unconscious. I 49 migranti a bordo della nave Mare Jonio della ONG Operazione Mediterranea, tra cui 12 minori, sono arrivati al largo di Lampedusa, ma mentre il sindaco è disponibile allo sbarco, il Viminale da ieri ha annunciato la chiusura delle acque territoriali. I migranti sono stati salvati dalla ONG al largo della Libia, si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata al sud dell'isola per mettersi al riparo dal maltempo, ma ha dichiarato Luca Casarini, il capomissione, leader veneziano dei No Global, da lì non si possono muovere perché c'è il divieto di sbarco. Abbiamo contattato al telefono uno degli armatori, il veneziano Beppe Caccia. La nave si trova a circa mezzo miglio dalla riva, davanti al porto di Lampedusa ed è circondata da 3 motovedette della Guardia di Finanza e una motovedetta della Guardia Costiera. Pochi minuti fa si è conclusa una ispezione a bordo della Guardia di Finanza che ha rilasciato, come era ovvio che fosse per noi, un verbale che conclude con nulla da rilevare. Il ministro Salvini considera questa operazione di salvataggio favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e assicura: in Italia con il mio permesso non mettono piede. Per impedire a una nave con bandiera italiana di entrare in un porto italiano e di sbarcare dei naufraghi ci dovrebbe essere un decreto motivato del governo per ragioni di sicurezza nazionale. Ad oggi non c'è un solo atto scritto e chi impedisca un'attività che è un'attività conforme, in rigoroso rispetto, osservanza del diritto internazionale, del diritto del mare, si renderebbe di nuovo, come già avvenuto, mi pare di leggere sui giornali, nel caso della nave Diciotti, si renderebbe responsabile, lui sì, di un reato nei confronti di queste persone, di una gravissima violazione